È un trentenne impiegato incensurato di Follina, il presunto responsabile del violento pestaggio a 2 cittadini del Bangladesh avvenuto nel weekend di Pasqua. L'uomo è stato denunciato, non ci sarebbero motivazioni razziali. La vicenda di una trevigiana malata di cancro in attesa di iniziare la chemioterapia in un centro specializzato a Forlì. Da un mese sono in attesa di notizie dai medici, ma invano. Io voglio vivere. Inchiesta Veneto Banca, le dichiarazioni di un ex funzionario potrebbero segnare una svolta. Tutti sapevano, dice, c'erano mail e direttive per vendere titoli. Comunale di Treviso, mancano esattamente 60 giorni al voto, continua il duello a distanza tra i due maggiori sfidanti alle urne, tra incontri con la gente e frecciate reciproche. Stamane la festa della polizia, l'occasione per annunciare l'arrivo del sistema Mercurio, telecamere sulle auto per analizzare anche 15 targhe al minuto, una tecnologia sponsorizzata dalle categorie economiche. Improvviso cedimento dell'asfalto in via Santa Buonanuova a Treviso, si forma una grossa buca pericolosa, l'intervento dei vigili e dei tecnici comunali per evitare incidenti. La denuncia di alcuni residenti di piazza Sant'Andrea, l'area è usata come un orinatoio dagli individui che frequentano i giardini vicini, da sempre al centro delle polemiche. Bebe Vio senza confini, finisce anche nel fumetto più famoso, Topolino, trasformandosi in Bebe Pio. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre con la cronaca. In primo piano il pestaggio, lo ricorderete, ai danni di 2 cittadini del Bangladesh in centro a Pieve di Soligo nella notte tra il 31 marzo ed il 1° aprile, con i carabinieri che hanno individuato e denunciato un impiegato incensurato di Follina come presunto responsabile dell'aggressione. Svolta nelle indagini per il pestaggio ai danni di 2 cittadini del Bangladesh avvenuta nella notte tra sabato e la domenica di Pasqua in piazza Pieve di Soligo. I carabinieri di Vittorio Veneto, a seguito degli accertamenti compiuti in questi giorni, hanno denunciato un trentenne di Follina impiegato e incensurato. L'ipotesi di reato è di lesioni personali gravi. I militari sono risaliti a lui grazie alle testimonianze raccolte. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe avuto un alterco con i 2 quarantenni del Bangladesh per futili motivi, sembra, legati alla circolazione stradale. La lite sarebbe poi degenerata, l'italiano a quel punto avrebbe colpito i 2 uomini, ad avere la peggio Dino Mollà. Per lui la frattura della mandibola e la perdita di alcuni denti. Ha forti dolori adesso. Inizialmente si era parlato di un movente razzista dietro il pestaggio, escluso ora dagli investigatori. Come sono risultate infondate anche le prime indiscrezioni che parlavano di un rugbista come presunto responsabile. Intanto Dino Mollà continua a fare i conti con le conseguenze dell'aggressione. Per lui, padre di 3 figli, operaio in un'azienda, una lunga convalescenza davanti e forti dolori che anche stamane lo hanno costretto ad un nuovo ricovero in ospedale. Lasciamo per un attimo la cronaca per parlare di sanità e per raccontarvi la storia di una donna malata di cancro, una donna trevigiana, in attesa di iniziare la chemioterapia in un centro specializzato a Forlì. Da un mese sono in attesa di notizie dai medici, ci dice la donna, ma invano, e poi aggiunge: io voglio vivere. Carolina Borin, 62 anni, di Treviso. Da 6 anni combatte contro il cancro al pancreas. Dopo un intervento ha tenuto sotto controllo la malattia con i farmaci, ma gli ultimi esami hanno evidenziato come la situazione si sia nuovamente aggravata. E così i medici le hanno consigliato di rivolgersi ad un centro specializzato di Forlì. A Forlì è proprio specializzato sul tumore che ho io. E serve anche là per tamponarlo, per tenerlo, perché è operabile. Mi hanno detto che non è operabile. Avevo chiesto se non c'era un posto più vicino e mi hanno detto di no. La signora Carolina, nonostante sperasse di trovare una struttura più vicina a casa, è pronta ad andare a Forlì perché dice: che sia una settimana, un mese, un anno in più, a me va bene qualsiasi cosa. Per la signora Carolina il tempo è prezioso, ma ad oggi, ci spiega la figlia Tamara, ancora nessuna notizia. Il 12 marzo gli avevano detto che dovevano essere richiamata sia da un oncologo sia dal centro di Forlì per avere questa nuova chemio. Il 12 di questo mese è un mese e ancora nessuna chiamata. Carolina Borin però non ha nessuna intenzione di arrendersi ed è pronta a lottare. A me piace sapere prima quello che ho e quello a cui vado incontro. Io voglio vivere perché ho una nipote di 17 anni, uno di 14 e ne ho una di 1 anno che voglio vedere sposata, quindi devo vivere per forza. Allora l'inchiesta sul crack di Veneto Banca con le dichiarazioni shock di un ex funzionario.
Da un lato gli ex dipendenti di Veneto Banca ascoltati in queste settimane dal pool della Guardia di Finanza, dall'altra un ex funzionario dell'Istituto di Credito Montebellunese che sventirebbe quanto detto finora dai suoi stessi colleghi. Ma facciamo un po' d'ordine. I dipendenti hanno raccontato alle Fiamme Gialle di essere stati all'oscuro di tutto, di non aver mai saputo cosa ci fosse davvero dietro alle operazioni che hanno poi portato all'epilogo che tutti conosciamo. Ma quanto dichiarato dall'ex funzionario cambierebbe le carte in tavola. L'uomo avrebbe infatti ammesso che tutti i suoi colleghi sarebbero stati al corrente perché, ha spiegato il dirigente, sarebbe arrivata una direttiva che avrebbe assegnato l'incarico di raccogliere più soci azionisti possibili perché la banca aveva problemi di crediti deteriorati da coprire e quindi aveva la necessità di recuperare denaro. Una prassi che si sarebbe ripetuta successivamente quando alcuni clienti della banca, visto il crollo del valore dei titoli, aveva chiesto di vendere. Anche in questo caso, avrebbe detto l'ex funzionario, sarebbero arrivate nuove direttive per convincere le persone a non vendere garantendo la sicurezza dell'investimento. Dichiarazioni dall'una e dall'altra parte che dovranno adesso essere confermate dai magistrati, ma sono soprattutto quelle dell'ex dirigente ad essere sotto la lente di ingrandimento perché, se confermate, dicono gli stessi inquirenti, potrebbero segnare una svolta nell'indagine passata le scorse settimane da Roma a Treviso. Ora parliamo della festa della polizia, anche a Treviso ovviamente come in tutto il Veneto e in tutta Italia la celebrazione della festa della polizia, un'occasione per annunciare da parte del questore l'arrivo di un nuovo importante sistema di vigilanza del territorio. La sala operativa entra nelle volanti, è in arrivo anche a Treviso il sistema Mercurio, telecamera e tablet per intercettare reati e infrazioni dei veicoli in circolo sulle strade. A sponsorizzarlo le categorie economiche della marca. L'annuncio durante la festa per i 166 anni di fondazione della Polizia di Stato, dove il questore Maurizio Dallemura ha parlato di sicurezza a 360 gradi, sottolineando il risultato ottenuto alla Dunata degli Alpini del maggio scorso. La polizia c'è e ci sarà sempre in maniera più articolata grazie anche all'adesione al progetto Mercurio delle associazioni di categoria, associazioni economiche trevigiane che hanno dato il contributo per dotare le volanti di questo nostro sistema che aumenterà la nostra capacità di intervento e di prevenzione sul territorio. Mercurio consentirà agli equipaggi delle volanti di essere molto più operativi e di monitorare fino a 15 targhe al minuto. Con questo sistema praticamente leggiamo le targhe dei veicoli e in base alla lettura delle targhe vediamo se hanno le assicurazioni scadute, se vi sono degli impedimenti su queste macchine o se la macchina è rubata o ha altri rintracci o provvedimenti. In quel caso chiaramente la macchina viene bloccata, controllati gli occupanti e si procede in merito praticamente. In aumento nell'ultimo anno le chiamate al 113 quasi 68.000, in calo gli arresti 119, dimezzate le richieste di asilo politico da 1.712 a 936, in aumento invece le espulsioni da 109 a 153. In piazza poliziotti e famiglie anche scolaresche con i ragazzi che hanno potuto provare l'ebbrezza, chiamiamola così, anche di essere ammanettati. Infine la Polstrada 956, gli incidenti rilevati nell'ultimo anno contro i 1048 del 2016, 22 quelli mortali. La sicurezza, come sappiamo, è uno dei temi cardini anche della campagna elettorale per le amministrative, campagna elettorale che entra definitivamente nel vivo e si riscalda sempre di più, con oggi mancano 60 giorni alle urne per la corsa a Casugana 2018, continua il duello di stanza tra i due sfidanti più accreditati, ovviamente il sindaco Giovanni Manildo e Mario Conte. Un Mario Conte, candidato di centrodestra, che mette la parola fine alla polemica sulla figura del disability manager e dice non mi dissuaderanno dal portare avanti le istanze dei cittadini più bisognosi. Disability Manager, dopo le polemiche sorte intorno alla proposta di istituire questa figura, Mario Conte tira dritto. Attaccato perché l'idea già esiste e anzi l'iter per la sua istituzione ha già mosso i primi passi, Conte, candidato del centrodestra, impegnato in questi giorni in una battente campagna elettorale porta a porta, ribatte di voler portare avanti con determinazione azioni a favore delle persone svantaggiate. Le polemiche del Partito Democratico e dei rappresentanti di questa amministrazione che invece di fare stanno ancora pensando non mi interessano.
Noi abbiamo lanciato l'idea del disability manager perché ci crediamo, perché vogliamo una città inclusiva e accessibile a tutti quanti, e su questa direzione continueremo a lavorare anche con delle altre proposte che usciranno nei prossimi giorni, come per esempio dei parchi giochi inclusivi per bambini disabili. Coalizione di centrosinistra di ispirazione civica, dopo il bagno di folla di domenica e il riferimento di Manildo ai padrini politici a cui Conte rischierebbe di dover rispondere, il candidato di centrodestra replica senza troppi giri di parole. Penso che abbiamo la fortuna di avere dei leader veramente carismatici, ma che sono, oltre che dei leader politici, anche degli esempi di buona amministrazione, come il nostro governatore Luca Zaia, e è proprio il loro marchio di qualità che noi vogliamo portare ai trevigiani, quindi ben vengano questo tipo di padrini anche in risposta delle polemiche che il sindaco sta facendo. Se il mio padrino è Luca Zaia, io sono veramente orgoglioso. E per Manildo intanto oggi faccia a faccia con i cittadini al mercato. Buongiorno, posso lasciarle? Come no? Come va? Bene, grazie, voi tutto bene? Tutto bene. Benissimo, allora, noi stiamo cercando di finire il nostro programma e quindi stiamo chiedendo cosa ci piace di Treviso e cosa vorremmo migliorare. Allora lei me lo dia che io devo rifletterci perfetto. su. Sì, rifletto anch'io. Dopo i tavoli di discussione all'ex Pagnossin per tracciare le linee guida del programma, il confronto con i cittadini. Seconda parte di Officine Treviso, stavolta all'aperto con Giovanni Manildo al mercato, tra la gente a raccogliere reazioni e suggerimenti. Una parola, cosa? Amo tutto. Treviso è bellissima. Treviso bellissima. Bisogna cambiare un po' i trevigiani. Bellissimo. Cambiare un po' i trevigiani. Parlavamo proprio adesso di Treviso. Bene. Che insomma non ha il mare, ecco, ci vorremmo anche il mare. Credo che questo non possa fare niente. Quella non riesco neanche a prometterlo. Tra una decina di giorni apriamo la sede della campagna elettorale in piazza Giustiniani. E lì ci sarà la sede e lì ci sarà un punto di raccolta. Sarebbe sprecato. No, ma è un aiuto per il programma, se voglio. Ma io intanto ti ho votato la volta scorsa, ti voterò anche grazie, questa volta. grazie. Avete voglia di parlare col sindaco? Grazie. Sì, immagino. Che mi mettano una panchina ai passeggi, che l'hanno tolta, c'era. Guarda, panchina e passeggi, va bene? Arrivano delle sollecitazioni, le stiamo raccogliendo già adesso a chi le vuole rilasciare, a chi vuole le cartoline indichiamo a che mail darle o fisicamente dove restituirle, in modo di avere l'ascolto anche delle esigenze dei cittadini. Abbiamo iniziato molte attività, alcune si devono completare, abbiamo seminato molto, quindi ritengo che il tempo giusto siano 2 mandati per lavorare e vedere i risultati. Intanto Claudio Alessandri di Centro Democratico conferma la sua disponibilità a scendere in campo. Scioglierò la riserva da qui a un paio di giorni, in attesa che arrivi dalla sede nazionale l'autorizzazione a presentare la lista a nome e per conto del Centro Democratico, che dovrà essere attestata dal Presidente, l'onorevole Bruno Tabacci, con autentica notarile, ha detto Alessandri nel corso del direttivo di queste ore a Treviso. Un nome per il candidato sindaco è atteso anche da Coalizione Civica a giorni. Ieri sera intanto a 20:10 era ospite il suo esponente più rappresentativo in città, Said Caibi, che ha annunciato già un primo punto del programma della lista: niente appartamenti sfitti e riportare 10.000 persone in centro storico a Treviso. Vediamo come. Quando si vuole parlare di quartieri, bisogna parlare innanzitutto di che cosa si vuole fare nei quartieri. E io penso che il primo tema sia portare vita nei quartieri e anche nel centro storico. Nel centro storico significa portare persone, numeri. Servono 10.000 persone in più nel nostro centro storico. Questo è il vero dato. Come si portano più residenti? Si portano ad esempio facendo delle scelte molto coraggiose. Il rispetto della proprietà privata. Per rispettare quella proprietà privata significa che lei privato deve fare un sacrificio per la nostra comunità. Non può tenere un appartamento sfitto. Io mi farò garante come amministrazione comunale a far sì che l'affitto le arrivi ogni fine del mese, che tutto sia in regola. Quindi cioè diventa un affitto sociale o diventa un'agenzia? No, è un elemento di garanzia, non significa che paga l'amministrazione comunale, ma ci sono dei progetti di inserimento delle persone. Le faccio l'esempio specifico. Lei ha un appartamento sfitto, dalla terza del casa in poi lei paga il massimo di IMU. Se lei invece decide di darmela in concordato attraverso tutta una serie di convenzioni con l'amministrazione comunale, il comune. Certo, lei non paga più l'IMU. Lei non paga più l'IMU. Penso che sia una convenienza per lei non pagare più l'IMU. Altri problemi della città, quello del degrado di alcune zone, anche del centro. Guardate cosa ci hanno raccontato alcuni residenti di Piazzetta Sant'Andrea.
C'era una persona che esattamente lì sotto il portone di casa stava urinando alle 4 di pomeriggio. Siamo in pieno centro storico a Treviso, nei pressi dei giardinetti comunali. La foto è stata scattata in pieno giorno da un residente di via Sant'Andrea. Qui non è la prima volta che la via viene utilizzata come una toilette. La stessa persona è stata vista defecare 2 portoni più in là alle 4 del pomeriggio con i bambini qua della parrocchia che giocavano. Non è che servono dei servizi pubblici, lì c'erano all'ingresso del parco, poi sono stati chiusi. Effettivamente l'unico bagno che c'era là è stato chiuso, da anni è chiuso, da anni è stato detto di riaprirlo, ma non è mai stato fatto, quindi scelgono l'albero di turno, il palazzo di turno. Ecco qua. Ah, l'hanno appena fissato, sei fortunato. Io ho un profumino. Non viene a vomitare. In questa zona capita di trovare gente che si droga o che si ubriaca. I controlli ci sono, ma sono solo in divisa e per i malintenzionati è facile evitare le loro visite. Residenti e commercianti sono esasperati. Ma siamo esasperati per i soliti motivi che sono famosi qui da anni. Ci sono delle persone poco raccomandabili che fanno i loro bisogni a cielo aperto, spazzano e consumano stupefacenti in pieno giorno, anche la mattina, primo pomeriggio, senza nessun problema. Queste persone qui non possono stare, ma non perché io sia razzista o abbia delle idee chissà che strane, ma semplicemente perché non va bene che persone così stiano a contatto con bambini, con normali cittadini e con turisti. Rifiuti e bottiglie abbandonate, le immondizie non mancano mai. Le pulizie sono puntuali, ma non sono in grado di gestire la maleducazione di questi frequentatori. Chi abita e lavora in queste vie lancia l'ennesimo appello all'amministrazione perché venga trovata una soluzione una volta per tutte contro lo spaccio e il degrado. E poi la manutenzione delle strade, soprattutto di periferie. Guardate cosa è successo oggi lungo via Santa Bonanuova. Vedete, molto fonda, mezzo metro di buco, una buca molto pericolosa. Nelle immagini dell'ex consigliere comunale Enrico Renosto la profonda buca che si è creata questa mattina lungo via Santa Bonanuova a pochi metri dal carcere di Treviso. I primi a dare l'allarme alcuni cittadini che hanno chiamato il comune che a sua volta ha immediatamente inviato sul posto una squadra di tecnici insieme agli agenti della polizia locale che hanno provveduto a delimitare l'area regolando il traffico d'auto. Gli operai si sono subito messi al lavoro per ripristinare la situazione e coprire la buca. L'assessore ai lavori pubblici Ofelio Michelan, che si è recato sul posto più volte nel corso della giornata, dopo aver ringraziato i tecnici, ha spiegato come si stiano verificando le cause del cedimento dell'asfalto. L'ipotesi più probabile, spiega l'assessore, è che si tratti di un'infiltrazione d'acqua che dovrà essere risolta. Enrico Renosto però attacca parlando di una situazione difficile lungo le strade della periferia di Treviso. Le periferie della città sono come una groviera. Ci sono buche più o meno grandi che non vengono manutentate e che vengono lasciate lì. Bisogna fare qualcosa affinché la manutenzione delle strade sia una priorità per la prossima amministrazione comunale. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, telegiornale di Treviso. Restiamo nel capoluogo per parlare del caso dell'ufficio postale delle poste centrali di Piazza Vittoria, ancora chiuse. Lo scorso 15 febbraio, durante le operazioni di rifornimento della caldaia, era fuoriuscito del gasolio dai sotterranei, che si era sversato nel Sile a poche centinaia di metri, preoccupando non poco per il possibile danno ambientale. Da allora le poste centrali di Piazza Vittoria a Treviso sono ancora chiuse. La sede di Poste avrebbe dovuto riaprire il 19 marzo, ma la situazione è rimasta critica, con miasmi di gasolio ben percepiti dal personale negli uffici. È stato perciò inevitabile chiudere gli sportelli a tempo indeterminato. In 2 mesi, nonostante gli interventi di bonifica dell'area, le operazioni si sono rivelate molto più complicate del previsto. Nel frattempo, per ovviare ai disagi, sono stati aperti 2 uffici postali in centro storico, uno in via Bressa e l'altro in Borgo Cavour, entrambi con apertura prolungata dalle 8:20 del mattino alle 19:05 della sera. Rimane comunque la preoccupazione per la CGIL, sia per i lavoratori che per gli utenti. Le conseguenze sono di disagio per l'utenza che da tempo ormai si trova un ufficio chiuso, disagio anche per i lavoratori che in parte sono stati comandati altrove o in un ufficio vicino.
C'è da fare una riflessione, oltre al danno ambientale pericoloso e grave, che probabilmente è stato determinato da una disattenzione, è che un palazzo così grande in centro, riscaldato ancora a gasolio, che probabilmente ha bisogno di grandi manutenzioni, probabilmente non è più il luogo ideale dove avere le poste centrali di Treviso. È un grande patrimonio immobiliare che potrebbe essere messo a valore, visto che in questi giorni si dice spesso che si chiudono uffici postali periferici, si tagliano le consegne delle poste. Ecco, le poste hanno anche un grande patrimonio immobiliare, lo mettono a valore, lo vendano e si trovi una sede più idonea, più piccola per le necessità di adesso, e più efficiente, più moderna, per dare ai cittadini il servizio che Poste deve dare e ai lavoratori un luogo decente per lavorare, perché altrimenti bisognerebbe evidentemente fare un grande lavoro di ristrutturazione in quella sede che non sappiamo nemmeno più se sia il caso di fare. Il suo impegno come volontaria durante i giorni drammatici del terremoto in Abruzzo le era valso un encomio da parte dell'allora capo della Protezione Civile Nazionale Guido Bertolaso. A Montebruna il cordoglio per la scomparsa di Fernanda Fasan, venuta a mancare qualche giorno fa nella sua abitazione. Dagli anni 70 ai primi anni 90 era stata dipendente comunale presso i servizi sociali, poi di nuovo appunto in servizio al comune come volontaria della Protezione Civile montebellunese. Ricorderete la storia di Biagio, il cagnolino che aveva vegliato per giorni la compagna morta dopo essere stata investita e che, salvato dai volontari, era stato affidato a una famiglia di Treviso. Biagio però in quell'occasione era scappato e per settimane era stato avvistato nella zona di Sant'Antonino, dando il via a un tam tam sui social che aveva portato molte persone a darsi il turno di giorno e di notte per ritrovarlo. Alla fine i volontari erano riusciti a prenderlo, a darlo in adozione a una famiglia di Castelfranco, ma ieri per la seconda volta Biagio è scappato. In queste ore è stato avvistato vicino alle piscine al palazzetto dello sport. L'appello è dunque rivolto a tutti coloro che abitano in quella zona, nel caso lo vedano, dunque mettersi in contatto con i volontari al numero 347 464 1968, ripeto 347 464 1968. Ed adesso una importante donazione alla patologia neonatale del Cafoncello di Treviso. Il Requiem di Mozart rivisitato in chiave rock, protagonista di 2 concerti portati in scena al Teatro Comunale di Treviso da quasi 200 ragazzi. 2 appuntamenti voluti dal Rotary Club Treviso Terraglio e dall'Associazione Per Mio Figlio per raccogliere fondi da destinare alla patologia neonatale del Cafoncello. Che ha portato ben 1200 persone in ben 2 spettacoli a riempire il Teatro Comunale, trascinati anche dalla forza di questa opera Requiem e questo grande direttore d'orchestra che abbiamo avuto, Elisabetta Maschio. 2 serate da tutto esaurito che hanno permesso di raccogliere 30.000 euro che saranno destinati all'acquisto di un particolare strumento, il RETCAM 3. Saranno importanti per l'acquisto della macchina che andremo a prendere per sostanzialmente diagnosticare preventivamente la retinopatia nel bambino prematuro. La retinopatia è una patologia che interessa soprattutto i neonati sotto il 1,5 kg, 80-90 quelli trattati in un anno nel centro di Treviso. RETCAM 3 non solo servirà per lo screening ma anche per effettuare esami specifici. Che ci consente di migliorare il trattamento laser che viene proposto a questi bambini quando il grado di retinopatia raggiunge un determinato livello tale per cui è a rischio la retina di rimanere attaccata. Siamo abituati a una Bebe Vio davvero senza confini grazie alle sue vittorie. Questa volta ha fatto un salto addirittura nel fumetto, perché ad omaggiare la campionessa trevigiana, veneziana d'adozione è addirittura Topolino, il più famoso fumetto in Italia, con un omaggio a una storia dove Bebe Vio si trasforma, lo vedete, in Bebe Pio e scherza con la banda Bassotti, indossa protesi con tacco 14 ideate per lei da Archimede Pitagorico e folleggia a un party con Paperina. Dunque anche Topolino che omaggia la nostra grande campionessa Bebe Vio.
È davvero tutto, adesso però prima di salutarvi, di lasciarvi alle previsioni del tempo, vi ricordo 20:10 fra pochissimo, politica in primo piano per parlare di politica regionale, nazionale e anche ovviamente delle amministrative con Giovanni Tonella, segretario del Partito Democratico di Treviso, e con Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Prosegue il maltempo sul Triveneto. Vediamo il dettaglio di mercoledì 11 aprile. Sul Veneto condizioni di tempo ancora molto instabile. La perturbazione giunta nei giorni scorsi porterà a piogge diffuse, anche moderate, un po' su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi. I valori massimi invece saranno compresi tra 12 e 16 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Qualche pioggia a carattere sparso sul Pordenonese, bel tempo asciutto e stabile invece sul resto della regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, i valori massimi invece oscilleranno tra i 16 e i 20 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Piogge diffuse un po' su tutta la nostra regione, con fenomeni che localmente potranno risultare anche moderati e con rischio di locali nubifragi in serata e in nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8 gradi, i valori massimi invece raggiungeranno i 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.